Perché finire un amore? Ecco come sentimenti ed emozioni si cancellano dal nostro cuore. Quell'uomo, o quella donna, che sino a ieri incarnava il desiderio, il progetto, il sogno, d'un tratto diventa indifferente, un perfetto estraneo. Il cuore non accelera. Le farfalle non dimorano più nello stomaco. I sensi sembrano più in letargo. Com'è possibile che un amore che immaginavamo eterno, avvolto da un'aura di luce e di longevità, diventi a termine? Tristemente a termine. Esattamente come i suoi predecessori. Un legame che funziona, in linea di massima. Non finisce nella camera ardente. Eravamo certi che lui, lei, fosse altro, e noi con loro. Che non si trattava di un amore zoppicante, collerico, tossico, sulfureo. Che questo amore per niente precario, finalmente, fosse diverso. E invece, anche un amore meraviglioso muore. L'inventario delle cause un amore, esattamente come una pianta. Muore quando non viene accudito e concimato. Tolto dal sole quando fa caldo e posto al riparo dalla pioggia quando piove a dirotto. La fine di un amore non è un fulmine a ciel sereno. E non avviene all'improvviso. È sempre anticipato da segni prodromici chiari e lapidari, spesso ignorati o non riconosciuti. Una sgradevole sensazione di distanza emotiva. Litigiosità o silenzi parlanti e punitivi. Disagi sul piano personale e di coppia. Appaiono le disfunzioni sessuali o il marcato disinteresse sessuale. Segue calo del desiderio. Poi, d'un tratto, dopo tanto dolore scatta qualcosa. Un malessere più profondo degli altri. L'unico che oltrepassa il punto di non ritorno della pazienza. Oppure un flirt o un amore traghetto vengono usati come se fossero una psicoterapia. Il buio si fa luce, i sintomi parola, e un amore muore. I campanelli d'allarme c'erano tutti. E tutti sembravano la gran baccano. Ma sembrava nessuno la curarsene. Due partner vanno a letto differita. Uno rimane a guardare sino a notte fonda. Dormicchia sul divano e poi raggiunge l'altro quando l'altro è già tra le braccia di Morfeo. L'altro è stanco e non ama la televisione. Legge da solo e poi dorme. Sempre da solo. Mancano le parole per dirlo. L'intimità e di conseguenza la sessualità. Oppure la sessualità e di conseguenza l'intimità e le parole. Pian piano diventano due coinquilini sino a diventare due perfetti sconosciuti. Due estranei di cuore e di corpo. Abitanti della stessa casa. Il lontano ricordo di come erano un tempo. Quando erano scelti come compagni di vita. Un amore inizia subito i colpi dell'intermittente o scadente manutenzione quando la rabbia prevale sulla capacità di riparazione. La distruzione sulla cura. Il silenzio sulle parole. L'astio sulla dolcezza. La noia sul gioco. Un amore muore quando la coppia inizia un processo separativo e in quel solco di infelicità taciuta si insinua un amante che scompagina ogni certezza. Un amore muore quando rimane o diventa un amore prudente. La prudenza in amore è fautrice di danni per il sentimento.
porta i partner a vivere il legame in bilico tra il dare e il ricevere. Ragionieri amorosi nel costante tentativo di far quadrare i bilanci, in assenza di slanci emozionali profondi. Un amore muore quando l'asfissia e la fame d'aria azzerano ogni distanza. Quando la gelosia e il sospetto prendono il posto della cura, della passione e del gioco. Le coppie più a rischio, che camminano come funamboli in prossimità della rottura, sono quelle simbiotiche. Quelle che non sanno abitare alla giusta distanza dal mondo dell'altro. Si tratta di partner irrisolti e sofferenti, toccando da profondi problemi di identità che tentano di essere maldestramente curati o resi interi sul piano psichico respirando l'aria del partner. Il rapporto totalizzante diventa, nel loro immaginario, un'ancora di salvataggio per le loro fragilità. In queste coppie, qualunque cosa venga svolta individualmente o separatamente, quindi fuori dal confine geografico del legame, viene vissuta come un tradimento, come un affronto all'integrità del legame. Questi legami sono destinati al fallimento. Alla fine del loro amore, per asfissia e per mancanza di energie. Per tutto questo, esiste il Santone di Avella, il maestro Cleo, specializzato in ritorni e legami d'amore in 35 giorni. Per informazione 3 4 5 600 30 81 70 2